Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War all'interno di una nuova parte della campagna. Vediamo un po' che cosa troveremo al nostro ritorno. Infatti troviamo un'area davvero molto tranquilla, infatti ci ritroviamo in primavera con una bella bellezza tremolante che ispira i cittadini a essere più calmi e quindi più felici all'interno delle nostre città per ben 6 turni. Allora, diamo un'occhiata all'interno del nostro territorio e vediamo un po' quello che sta succedendo. Allora, la nostra campagna militare si è spostata, come avete potuto vedere nei video precedenti, a nord, all'interno di questa provincia di Ida. Stiamo per creare una bella armata all'interno di queste foreste, nella provincia di Mino, per sconfiggere definitivamente questi Takayama. Allora, ci ritroviamo nel 1869, vediamo un po' cosa riusciamo a reclutare all'interno di questa cittadina. Allora, abbiamo sempre il nostro caro Teddy Roosevelt, che lo possiamo inviare direttamente all'interno del nostro esercito in modo tale da addestrare le truppe e renderle più efficaci in battaglia. Inoltre vediamo un po' se possiamo trasferire finalmente un bel carico di uomini proveniente dalla nostra cittadina di Totomi. Allora diamo un'occhiata a Totomi, che esercito disponiamo. Intanto il livello d'ordine pubblico, possiamo trasferire un'unica unità e quindi trasferiremo questa bella unità di Kaki con Yari. La trasferiamo tramite le nostre ferrovie dello Stato direttamente nella provincia di Mino e trasferiremo anche alcune unità di riserva che si ritrovano all'interno delle nostre province a destra. Ecco qua, ci ritroviamo all'interno della provincia di Musashi, dove stiamo reclutando delle unità di fucilieri scelti. Questi tiratori scelti sono molto utili ragazzi, perché possono essere utilizzati soprattutto nelle imboscate, visto che dispongono di una portata molto elevata, e li trasferiamo sempre nella nostra provincia di Ino. Andiamo avanti, vediamo un po'. Anzi no, li abbiamo trasferiti all'interno della provincia di Saruga perché i loro punti di movimento sono stati esauriti. Allora, all'interno della provincia di Musashi quindi recluteremo questi fucilieri scelti, questi tiratori scelti e anche qualche unità di cavalleria, visto che le nostre unità, il nostro nuovo esercito che stiamo preparando a nord non ne dispone. Queste unità che hanno appena distrutto l'esercito ribelle possono rientrare in patria per recuperare le forze ed essere pronte per un nuovo combattimento, e adesso vediamo se possiamo congedare qualche unità in modo da recuperare qualche soldino per quanto riguarda i nostri incassi mensili. Allora congediamo queste unità, vediamo un po', abbiamo ancora 3 punti di felicità e quindi sotto controllo. Queste unità di spadaccini le possiamo avviare verso il loro obiettivo fondamentale, e diamo un'occhiata a sinistra. Allora, sul frontone ovest ritroviamo un esercito dei Tottori che è praticamente in guardia dinanzi al nostro esercito del nostro caro Pinocchio, e vediamo un po' intanto con il nostro Metsuke quello che riusciamo a combinare. Vediamo un po', all'interno della cittadina non possiamo fare nulla a causa dei nostri fondi, ovvero abbiamo solo 19 monetine, e allora ci limitiamo a distruggere questo esercito che sta vagando all'interno di questa provincia. Allora, ci sono solo 2 unità, possiamo far avvenire velocemente la nostra battaglia. 1500 uomini faranno fuori queste pochissime unità appartenenti al nemico. Perfetto, l'abbiamo distrutto definitivamente. Vediamo un po' se riusciamo a costruire un'altra bella statuetta di fronte a questo villaggio come simbolo del nostro passaggio. Intanto abbiamo guadagnato anche qualche bel punto per quanto riguarda il nostro generale. Benissimo, vediamo un po' il nostro Pinocchio dopo tutti questi anni al nostro servizio, vediamo che cosa è riuscito a sbloccare. Allora, soldato di Ventura confederato, più 1 al bonus di carica di tutte le unità sotto il controllo di quest'uomo, e tesoriere, meno 1% al costo di mantenimento di tutte le unità, e questo può essere utile, ci farà risparmiare qualche monetina. Nel menu delle abilità continuiamo la nostra strada verso la via del difensore. Vediamo un po' cosa ritroviamo. Troviamo l'abilità guardiano, più 1 al comando quando difende da terra o da mare, aumento della resistenza per tutte le unità di guarnigione sotto il comando di quest'uomo, e questo può essere utile. Invece il leader ispiratore consente l'abilità fino alla morte, questo può essere utile, più 20% all'efficacia dell'abilità chiamata a raccolta, e più 1 al comando di quando difende da terra o da mare. Benissimo, allora adesso ci avvieremo sempre verso la provincia di Iga per vedere quello che riusciamo a saccheggiare dentro la cittadina, mentre continuiamo a rinfoltire il nostro esercito qui a nord. Benissimo ragazzi, siamo ritornati all'interno di un altro mese primaverile, pronti a conquistare la cittadina di Iga con il nostro esercitone composto dai 2 generali fantastici, il nostro caro Norman Martin seguito da Pinocchio. Intanto abbiamo avuto 2 insuccessi che hanno riportato a un successo interno. Allora la nostra Geisha è riuscita a ottenere un altro punto di abilità ed è riuscita ad arrivare a ben 5 punti complessivi a 26 anni, ed è un ottimo traguardo. E abbiamo completato l'abilità Arguzia, più 1 al fascino nell'incantare nemici e 15% alla probabilità di fuga rispetto a un insuccesso.
e anche l'abilità collaboratrice, più un al fascino nell'intrattenere i nobili e più 10% alle probabilità di uccidere gli agenti nemici per autodifesa. Sta diventando una vera e propria spina nel fianco per i nostri nemici. Inoltre il nostro nuovo Metsuga, il nostro Zenigata, che è appena cresciuto all'interno del nostro clan, siamo riusciti ad attribuirgli un nuovo servitore, ovvero il Maikyo, più una sotterfugio negli assassini, seguito da un vendicatore, più uno allo zelo nella conversione delle province e quando si incitano le rivolte, e questo può essere utile. Però adesso andiamo a conquistare direttamente la cittadina di Iga. Allora, come potete ben vedere, il nostro nemico si ritrova in netto svantaggio e possiamo conquistare direttamente la nostra cittadina. Vediamo un po' intanto cosa ritroviamo all'interno. Perfetto. Allora ragazzi, otterremo ben 22.608 monetine se riusciamo a saccheggiarle. Io direi di fare direttamente in questa maniera, in modo tale da spendere questi soldi per la nostra campagna militare a nord, prima che arrivino i Nagoya direttamente a conquistare la nostra cittadina. E allora saccheggiamo, perché anche disponiamo di due eserciti molto ma molto potenti in questa fazione, anzi in questa parte di map, quindi possiamo contrastare i ribelli molto bene. E successivamente metteremo all'interno della nostra città il nostro caro Zenigata e faremo calmare la popolazione. Per adesso ripariamo gli edifici, così la popolazione ritorna a essere normale con il morale, e incrementiamo anche la produzione agricola. Benissimo, adesso diamo un'occhiata all'interno di questo nostro esercitone che disponiamo all'interno della cittadina di Yamashiro e vediamo se possiamo reclutare qualche unità di cavalleria per inviarla direttamente al nostro nuovo esercito che abbiamo formato all'interno di questa provincia. Come potete vedere è un esercito abbastanza potente, dispone di diverse unità di fanteria, di diverse unità di katana per gli assedi, anche di diverse unità di artiglieria, però dobbiamo potenziare il settore della cavalleria. Nel caso trovassimo qui intorno qualche unità terrestre da far fuori immediatamente. Quindi pronti per l'avanzata ragazzi, dobbiamo attribuire direttamente un generale, e quel generale che guiderà la nuova conquista, indovinate un po' chi sarà ragazzi? Sarà il nostro caro Pinocchio, perché non mi fido molto del nostro Norman Martin, nonostante abbia meno anni nei confronti del nostro Pinocchio, però il nostro Pinocchio è molto più fedele. Diamo un'occhiata alla sua fedeltà. No, proprio la fedeltà è rimasta a base, però per quanto riguarda le sue abilità è nettamente superiore. Quindi cerchiamo di avvicinarci, prendiamo il primo treno disponibile, facciamo un bel biglietto, prendiamo le nostre ferrovie dello Stato e avviciniamoci. Innanzitutto con questi nuovi soldini andremo a incrementare il nostro apparato agricolo e anche economico. Allora, vediamo un po' all'interno di questo nuovo slot cosa possiamo costruire, qualcosa che ci faccia guadagnare fondi. L'industria artigianale può fare al caso nostro, 560 alla ricchezza derivante da questa provincia. E staremo perfettamente come possiamo dire, in regola con la popolazione, visto che il loro morale rimarrà sotto la norma. Vediamo se possiamo costruire anche un mercato per aumentare notevolmente la nostra ricchezza. E vediamo all'interno di qualche altra città, vediamo un po', all'interno della cittadina di Totomi costruiremo un'altra industria artigianale. Vediamo cosa possiamo costruire ancora. Una bella roccaforte, diamo un'occhiata alla felicità delle persone. Perfetto, una roccaforte può essere ideale per reprimere la popolazione nella maniera migliore. E diamo un'occhiata soprattutto alle nostre nuove agricolture da sviluppare all'interno della provincia di Izu. Però vediamo un attimo all'interno della cittadina di Musashi se siamo riusciti a reclutare le cavallerie. Mancherà un unico turno. Benissimo. E allora diamo un'occhiata all'interno della nostra provincia di Noto, dove disponiamo del nostro caro Daimyo, ovvero il nostro principale uomo, che partirà alla conquista della provincia di Echu, perché a quanto pare è stata soffiata dai dottori ai Sendai, e quindi vediamo un po' se riusciamo a fuggire da questa cittadina senza gli uomini necessari per la ribellione. Allora selezioniamo ben 9 unità ragazzi, ovviamente le unità migliori. Benissimo, andiamo ancora un po'. Vediamo un po', 8, 9, perfetto, possiamo avanzare. Conquistiamo direttamente questa città, diamo un'occhiata alla popolazione, si ritrova in ottime condizioni e pronti per attaccarla. Intanto con questa unità andremo a bloccare il nostro porto, bombardiamolo direttamente, attacchiamo il porto, benissimo, in modo tale che il nemico non abbia dei rifornimenti da questa provincia, e iniziamo a bombardare la cittadina in modo tale da mettere in pericolo gli avversari, e in seguito ci avvicineremo per offrire della copertura ai nostri uomini da terra in modo tale da conquistarla molto più velocemente. Allora, provincia saccheggiata, abbiamo il nostro resoconto, però adesso passiamo il turno per vedere un po' che cosa fare nel turno successivo e vediamo un po' se riusciamo a conquistare la provincia di Ida. Ebbene sì ragazzi, un nostro veterano straniero è appena salito di grado. Andiamo a vedere un po' chi è che è salito di grado, ha avuto questo onore. Diamo un'occhiata all'interno della provincia di Yamashiro. C'è stato il fratellino di Norman, anzi no, il fratellino del nostro caro Teddy Roosevelt, che ha guadagnato un'importante abilità e la utilizzeremo nella sezione addestramento.
Vediamo un po' in modo tale da aumentare il 5% le probabilità di successo di questa gente e quando sorveglia gli eserciti un punto in più alla risolutezza. Benissimo, vediamo un po', ritroviamo un bel esercitino dei Tottori che sta iniziando a rompere le scatole in questa posizione. Il nostro amico può disturbare l'esercito, ma io direi di distruggerlo immediatamente con 2 cannonate e 2 fucilate dalla parte dei nostri uomini migliori. Però dobbiamo effettuare un bel giro, quindi adesso questo compito toccherà alla Gescia, che distrarrà l'esercito per un turno nel momento in cui i nostri uomini si avvicineranno e quindi avranno un po' più di tempo per distruggerli. Benissimo, anche una bella unità di cannoni li andrà a seguire e li andrà a guidare in battaglia, mentre il nostro amico Pinocchio è riuscito a effettuare il suo biglietto e adesso lo porterà alla ferrovia direttamente all'interno della nostra provincia, visto che si è appena alzato dal nulla un nuovo esercito appartenente ai Takayama, come potete ben vedere. Vediamo un po', ecco, possiamo effettuare anche una sorta di sostituzione di unità. Vediamo un po', qualche unità di katana, visto che stiamo per scontrarci in campo aperto, possiamo eliminarle e aggiungere queste nuove unità. Perfetto. Benissimo, queste unità saranno utilizzate come rifornimenti. Allora, questa unità possiamo farla rientrare in città, e mentre questo esercito lo possiamo portare avanti seguito dal nostro Pinocchio. Allora, le unità sono riuscite a uscire dalla loro provincia di Ida e quindi avverrà direttamente uno scontro. A quanto pare ci sono diverse unità di ninja Kisho, qualche unità di cavalleria, e quindi dobbiamo fare al più presto in modo tale da portare diverse unità di cavalleria direttamente ai nostri uomini. Allora, reclutiamo diverse unità di cavalleria, 2 possono andare bene, e mi sembra che all'interno della provincia di Musashi siamo riusciti a crearne 2. Quindi inviamole direttamente con un bel bigliettino delle ferrovie, direttamente all'interno della provincia di Mino. E faranno per adesso qualche piccolo passo all'interno di Suruga e ci prepariamo allo scontro finale, ragazzi. Allora, vediamo un po' all'interno del nostro quadro delle tecnologie quello che stiamo combinando. Stiamo sviluppando il fuoco di soppressione, ragazzi, un'abilità che praticamente aumenta la velocità di ricarica dei nostri uomini davvero di molto, ma che riduce la loro precisione. Questo può essere utile a distanze ravvicinate. Intanto abbiamo sbloccato anche il nostro fronte inginocchiato, quindi i nostri uomini sapranno come abbassarsi in battaglia. Allora, quindi passiamo il turno e vediamo un po' che cosa accadrà nei turni successivi. Anzi no, prima nascondiamo all'interno della nostra cittadina il grande Zenigata in modo tale da reprimere i criminali, pronti a un prossimo turno per vedere intanto che cosa faranno i nostri Takayama. Bentornati, ragazzi, all'interno di questo ultimo mese primaverile. A breve avremo la nostra cara estate. Intanto all'interno della provincia di Echu, che abbiamo appena conquistato con il nostro caro generale, si ritrovano dei malcontenti. Vediamo un po', meno 3% alla nostra scontentezza. Guardate un po', i cittadini sono davvero arrabbiati per diversi fattori. Diamo un'occhiata per il carico fiscale, ma ovviamente dovete pagare, amici miei. Resistenza agli invasori, ovviamente. Il daimyo senza onore, guardate un po', anche la devastazione da parte di tutta la nostra truppa. Giuramento di fedeltà diverso, seguita anche da una modernizzazione. E praticamente si ritrovavano in condizioni non molto agiate. Siamo arrivati noi praticamente con la tecnologia e li abbiamo scombussolati a questi poverini. Quindi ripariamo il nostro porto, uniamo le nostre forze, perché ovviamente l'unione fa la forza, ragazzi, e ci avanziamo all'interno di queste acque per proteggere le nostre rotte commerciali. Però prima facciamo una visitina all'interno del cantiere navale per effettuare alcune riparazioni. E intanto all'interno della provincia di Echu modifichiamo la nostra roccaforte riparandola, e all'interno di questo nuovo slot vediamo un po' che cosa possiamo costruire. Allora, ragioniamo, ragazzi. Se dobbiamo conquistare la nostra provincia di Ida, ovviamente non possiamo costruire all'interno del castello di Toyama una base industriale. È più corretto costruire una bella scuola di cadetti per continuare a finanziare il nostro progetto con unità di fanteria di linea e cavalleria di sciabola. Quindi mettiamo in costruzione questo nuovo edificio. Intanto uniamo il nostro caro Pinocchio all'esercito appena creato, eliminiamo un'unità di fucilieri ormai devastata, eccola qui, e sostituiamo il tutto con il nostro Pinocchio. Pronti a intervenire contro questo esercito nemico. Vedrete in azione, ragazzi, la fanteria di marina, guardate un po', seguita da tutte queste unità particolarmente nuove. E a sud, guardate un po' che cosa ritroviamo: un nuovo esercito dei Fukuyama, che sarà il nostro prossimo bersaglio, pronti a distruggere le nostre forze. E quindi ci saranno numerosi attacchi da parte delle nostre truppe. Vediamo un po' come riusciamo a giostrare la nostra situazione. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.